nos has contado vuestra experiencia de rezo importante. È un po' difficile pochino no, essere informati, conoscere il testo una stringa e i testi un'attualizzatura, durante i serratori, anche non è semplice di comprare. Però è su benidore il nostro gusto, no? E noi don questa parola su dottore onorevole Paolo Zeta, che è stato sta brullando, che è stato mentovato da Portas, che viene consigliere regionale non in questa legislatura ma in Sardegna, non si intende, che ha presentato lei 22 del 2018 che otteneva dal suo titolo di disciplina politica linguistica regionale e che è vigente in tutto, anche chiaramente non è stata applicata proprio completamente, e che il suo ultimo intervento di questo giro ha postisi a piegare preguntas dei scriventi veniuso, che ho lesi e a discutere pari e poi a concludere. E dunque Paolo, bene. Prima di tutto ti vorrei grazie, poi quando vi sta consigliere siete stati adesso aperto ad ogni tipo di consiglio che è arrivato a questa società, quando hai scritto a lei, questo devo riconoscere, cioè ha attivato una procedura rara in suo consiglio regionale che vi ha stato ascoltare tutti gli attori interessati, tutti i soci, i sposi andare in questa commissione del consiglio regionale per presentare idee diverse, no? È vero? Stop. Grazie Alessandro. Insomma, grazie ad Alice che si approntato questo incontro voi della stessa lingua e voi della sardo, che già è una cosa che mi piace, non è una cosa indispensabile, però è una cosa che è più coerente, che mi piace che capiti. Dunque, immagino devi stare in questa inquadratura normativa dei leggi e delle norme che si tratta dal pizzo della lingua sarda, che sta attivo su da Rosci, no? Provo a negare una cosa, perché devi stare troppo in certo, non si sente in dettaglio, uno c'è già passato. Dunque, il lesi, intanto si vuole cominciare a rendere il lesi appunto una parte su chi deve capitare giù questa lingua, ma non funti tutto su chi deve capitare, e forse non funti ma questa parte più indispensabile, più necessaria, questa cosa più importante è la volontà di un popolo, e finché un certo numero di dinamiche che sussenti a intruso di un gruppo sociale o a intruso di una comunità e che in parte punti controllabili, in parte no, nasci e si evolvi in maniera spontanea. Questa cosa che devo dire è questa maniera di castigare questa lingua di un popolo, significa questa maniera di come un popolo si conta, come si considera, termina che vedi con il fatto che su il nosu narausu de nos e tutto, e su il nosu pensausu de nos e tutto, su passare del suo tempo a Sacabara Deus non dipentai di Deus. No, che noi pensiamo sul male di noi e tutto, o pensiamo che noi sta saltare a Sacabara, no, potete essere diventati non a saltare del suo mondo di Deus, e sciopereu su desideri da un fatto che chi pensava che sia noi del nodo, assombrarsi invece chi pensava che Deus essere protagonista, chi meresciava su un progetto che sia che sia a misura di suo Zeus, di suo Deus essi, iniziando questa lingua potete essere un simbolo di questa identità, non fate questa lingua, vince questa storia, vince
s'orgoglio di si considerare parte di questa comunità. Insomma, questo è un dato estremamente spacciato. No, è assurdo. Dunque, quali punti norma? Come iniziato, ci da vario livello, cioè norma a livello europeo, norma a livello nazionale, sia del rango istituzionale sia del rango legislativo più basso, e poi do in dall'altra del livello regionale. E poi c'è l'accordo, come siete fatto, come questo ormai possa dalle visioni regionali, sa convenzioni con Sarrai, regione, e sa convenzioni a livello nazionale con Sarrai nazionale, che tutto cosa da succedere da vario questo appunto. Dunque, questa Costituzione, l'articolo 6, narra che l'Italia con norma specifica tutela, che non è amparata, però è un voglio specifico, che si vuole imparare effetti poi dogi lingua da minoria che tutti stati a riconoscere appusti del Stato italiano. Esatto, sono si vuole tutelare, si vuole promuovi, imparai, difendi, ma tutelare no. E c'è di vince, insomma, naturalmente implica che un certo meccanismo si vuole adattare e applicare, altri no. Dunque, l'articolo 6 della Costituzione narra che lo Stato tutela in minoria, in lingua di minoria. Poi questo una legge del suo Stato, che è la legge 482, che è del 99, è stata approvata a posti della prima legge regionale posta lingua sarda, che è il 26 del 96, dunque all'anticipato di 2 anni su questa nazionale. La legge 26 narra varie cose, è una legge quadro, dunque più che noi i dettagli e in norma attuativa, narra che alcuni principi ai scarichi di ispirare tutta questa legislazione nazionale e regionale. Narra che la legge nazionale in Italia è italiano, che però c'ha di lingua di minoria che può intessi o defintessi tutelata. Questa lingua fonti d'oggi, tra questa d'oggi c'ha di 2 lingue che si guardano in Sardegna, su Cadelano, de Salighera, e su Sardo, la lingua sarda. C'ha di altre squadrate di Sardegna invece 90 su di questa d'oggi, e fonti su Caduresu, su Dattaresu e su da Barchino de Carloforte e de Galasetta. Dunque, i leggi in norma del rango europeo c'è una carta che si chiama la Carta dei Linguas regionali e minoritarie. In Sagali si usa l'italo come lingua regionale, non minoritaria. Poi la lingua minoritaria, poi questa carta indica i lingua di una nazione anche in un'altra nazione, punti in lingua maggioritaria a riconosciuta, e chi invece si punti guardata di una parte vitica in Italia, poi su tedesco in Alto Adige, una lingua di minoria, poi e invece in lingua regionali si punti questo documento su sardo, poi data affetti in regioni. La Carta Europea dei Lingua sa che è stata a promuovere il Consiglio d'Europa, che non è il Consiglio Europeo, non è il corso che fa che il suo avere di adeus in Europa, però promuove di certa norma che serve massimamente a difensare e a fare questa cultura. E come uno trattato funziona in 2 fasi, la prima è quella della firma e la seconda è quella della ratifica. Si firma, è stata firmata da 32 nazioni, l'Italia ha firmata, e poi è stata ratificata da 26 nazioni, l'Italia non ha ratificata. E non ha manco spiegato poi che non ha ratificata. La verità è che nell'ultima legislatura c'è sempre stata, è passata in commissione, è stata arrivata accanto a deprintare in aula e di essere presentata con suo voto, ma non è mai lunga, è stata arrivata accanto, ma non è printata mai. E dunque l'Italia questa norma europea non dà
io trabalho vince con una proposta migliorativa di questa che si è fatta già in campo. In Sardegna noi siamo attenti un bel luogo di battaglia, se noi cominciamo a lei di iniziativa popolare, che prima cominciavo a studiare Simon Mossa, e provavo a presentare a un gruppo di intellettuali, si era stata presentata da Cicito Masara con 13.000 di Masara, e poi via da entrata in consiglio regionale, su consiglio regionale di portata in commissione, questa commissione cominciava a giocare articoli e si è capace di presentare in consiglio regionale con 2 articoli fetti. Questi 2 articoli si è capace si via deciso di mandare in Parlamento, poi gli antagretti di presidio un argomento del livello uso di competenze nazionali e poi certe cose degnate a regioni pure, su Parlamento di scroccoliare, hanno di approvare e a ci deve acabare questa storia. Poi, questa legislatura anche presente un raggio, in Satra antiprovava a dover presentare, quando c'è stato Mario Medisi, una proposta che aveva uso sembrione della legge 26, questa legge era stata approvata sul Consiglio regionale, mandata a Roma e impugnata e non si è passato vari articoli fiantastetti interpretati come interferenza delle competenze regionali e competenze del suo Stato, nella scuola del PDS e il programma ministeriale di competenza del suo Stato e dunque da lei non può dire, cioè la regione può fare lesi di interpreti queste competenze. Dunque è stata tornata a Mandai con Mario Medici, dunque da noi è passata, però in stata legislatura questa De Cabras o che di questa partita della scuola è stata tornata a rappresentare e in sono 96 è passata come lei 26, che cosa che io conosco e funziona con un certo paio di tempo. Però ti lascio concludere. No, lascio 2 minuti, sono ancora tutti le regioni e che tutti gli argomenti. Sale il 26 attento sul vanto e sul regio di essere sapremo lei a piccio della lingua è una dei primus in Italia e veniva innanzi come tapona della lei nazionale a riconoscere il suo fatto di questa Sardegna tenga una lingua e che questa lingua tenga bisogno di un appoggio da parte delle istituzioni. Teniata, quali difetto teniata? Intanto si aveva una legge non prevedeva una programmazione organica, cioè non avevo primitiva ancora. E stato il difetto forse suburbano è questo devono imparare sa lingua e sa cultura sarda. Ita succedeva. Il progetto finanziato su un Sabintesesi fianca progetto delle lingue e cultura sarda. Si poteva proprio dunque da progetto anche si può dare su Sardini scuola, il progetto anche si gestionava poi da Sabinenne su 1800. Su chi succede che sul 90 e passa voce del progetto si gestionava da Sabinenne su 1800 e pochissimo si gestionava della lingua sarda e poi non ci pianta vince queste organizzazioni poi fai funzionare giusto. Se lei 22 cosa che io per parlare un oso, i tacci caudel vai, intanto sono a lei insomma più matura via di osservare esperienze del suo Friuli, del suo Romancio, del suo Ladino, della Corsica che pago tempo su ha fatto non proprio lei però norma da può difendere questa lingua e sta andata in varie direzioni dunque c'ha di 5 capitoli su questa legge 22 su prima corso della norma generale. Una è questa dessa attuazione e questo trasferimento delle competenze del suo Stato a questa regione dei 2 articoli della legge 482, 8 e 15. Quindi articoli che toccano questa scuola e poi questa formazione, cartellonistica, insomma, vari usi. La cosa importante è che questo uso è ancora dell'uso il sportello linguistico. La cosa che noi ho cercato di fare, e credo che è applicare il finanziamento che prima gestiva sul Ministero, quindi sportare questa regione e a tornare a disegnare e a progettare questa funzione dei sportellisti linguistici, che prima fianta massimamente, pensavo su il logo su come su Trentino Alto Adige, anche su questa lingua non c'è il problema
de vitalidade, de piazzesa, ma del problema di applicabilità delle istituzioni. Dunque, i sportellisti dedicati a trabalhar como se podrás deliberar autos específicos, a nos interessa a parte. Eu trasferir as competências com uma norma de atuazione, essa 6 del 2016, questa prima cosa del vai che non volevo che si impugni di salere, infatti noi stiamo impugnando. E ho portato i finanziamenti a noi e ho tornato a definire le funzioni degli sportellisti. Il sportello funziona diventato ufficio di usarlo, i sportellisti, secondo salere, intesi assuntos non a tempo determinato ma indeterminato, che è una delle problematiche che trabalhano usando. E poi questa funzione primaria noi usa delle traduzioni di libera, ma è usa di fare rivitalizzazione linguistica, assistenza a chi deve interesse usato, sia dalle istituzioni sia dai privati e poi a trabalhare con le scuole. Un altro capo del corso della politica linguistica da questa scuola, su che ho cercato di fare in scuola è c'è tutto uso di stabilizzare i professori e i docenti. Dunque, una delle scuole che ha funzionato è questa delle certificazioni secondo il sistema europeo che serve in mancanza di un percorso completamente fatto in sardo di certificare questa competenza e poi fare in maniera che i competenti siano professori e che vanno in questa scuola. Cioè, una volta che tu sei in questa scuola, tra paragone dei professori, questa funzione da svolgere di tutta la vita, prodotto sarco del trabalho della vita. C'è un altro paragrafo, un altro caso importante che è pensa alla tecnologia nuova, a internet, alla comunicazione, alla editoria, al web, alla televisione, alla radio. Tanti paesi dell'anno state provare a salire, c'è televisione che trasmette in sardo, questo c'è finanziamento destinato a essere trasmesso in sardo o primariamente in sardo e c'è più altro spazio da innanzi. E poi l'ultima cosa, sul capo del 5, due esti, adesso non me l'hai giusto, è stata riconosciuta come patrimonio immateriale della nazione sarda, usa dei arti assimilata a me dai lingua, questo è un patrimonio immateriale, si deve imparare a pratica con i anni e tenere un livello professionale. Noi artisti che sono regionale in Sardegna e fianta in parte già è riconosciuta dall'UNESCO, con il suo canto tenore, del 2005 patrimonio immateriale, la musica della UNED, la poesia di improvvisazione in 4 forme, il suo canto polifonico a concordo che è massimamente uso della paraliturgia, della gira santa, con anche che usa intende trattato, la musica di accompagno strumentale di accompagnamento a su ballo, su canto locutore della chitarra, su da l'orchestra del Papa Franceschino del Muro, e mi pare che ci sia, insomma, questo è un quadro naturalmente l'istrumento è una legge di 38 articoli complessa e c'è stato da trattare con tutte le parti di questa casa, l'ambiente di Susanto è vario, in termini di rappresentanti che vengono settimane differenti e ci dà come ti chiami, c'ha di animo, di ghiaccio, chi poi tanta a salute adesso.